stato utile avere magari un gioco che ti fa pensare insieme agli altri, che ti fa magari condividere qualcosa. Ho imparato qualcosa di interessante, soprattutto nel come aiutare gli altri se hanno bisogno e se io ho bisogno come posso essere aiutato. Stamattina ho assistito a questa esperienza molto coinvolgente e soprattutto piena di spunti per poter riproporre questo gioco in altri contesti. Oggi ho avuto il piacere di condurre questa esperienza, il gioco con il negozio magico con una classe delle scuole superiori. Il senso di questo gioco è quello di dare ai ragazzi la possibilità di cogliere strade sane, funzionali per affrontare le sfide e le sfortune della vita che capitano un pochino a tutti, ma che non necessariamente ci spingono a percorrere strade patologiche. Questa esperienza mi è piaciuta tanto, è stato molto bello partecipare, è stata buona la conduzione e il gioco è stato molto divertente. Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo, giocare con i miei compagni a un gioco anche bello e anche giocabile anche nelle serate. È stato bello e ho imparato che è anche facile aiutare le persone se mi impegno abbastanza, quindi posso aiutare tutti. Questo incontro è stato molto utile perché abbiamo imparato a collaborare tra di noi come compagni e secondo me sarebbe anche utile nella vita fuori dalla classe, come abbiamo fatto noi, collaborare con la gente che ha delle difficoltà. Penso che sia stata molto interessante perché nonostante un'esperienza molto, leggera come complessità della prova, è stata molto importante e molto profonda, poiché ti fa, oltre a collaborare e legare di più con i compagni, ti fa capire che l'aiuto in certe situazioni di difficoltà è molto importante. È servita molto e sono contento. Ho trovato l'attività molto interessante e mi piacerebbe anche riproporla ai ragazzi delle altre classi, proprio perché ha costituito uno spazio di gioco ma contemporaneamente anche di riflessione che in gruppo diventa molto più efficace rispetto a quando si fanno le attività individualmente. Buongiorno a tutti, ben ritornate e ben ritornati a Cambio Gioco. Siamo alla terza edizione della settimana per la prevenzione delle dipendenze comportamentali e del gioco d'azzardo patologico. Una settimana organizzata da UL6 Euganea di Padova in collaborazione con Alterevo, Società Benefit e IM. Ringraziamo ancora una volta tutti gli enti che hanno concesso il patrocinio a questa iniziativa e molti partner e media partner che da tutta Italia la sostengono e la promuovono. Siamo a Padova, all'interno del Barco Teatro, e stiamo trasmettendo in diretta sulla pagina Facebook di Cambio Gioco e sul canale YouTube dell'UL6. Sapete inoltre che esiste anche un sito dedicato a questo festival, il sito è www.cambiogiocoul6.it, dove sono disponibili tutti i materiali di promozione da cui potete scaricare il programma e dove trovate soprattutto memoria delle edizioni precedenti, perché tutti i video di tutti gli interventi dei nostri relatori rimangono a disposizione per sempre di chi voglia consultarli, quindi veramente un patrimonio di contributi, conoscenze e formazione utile per tutti noi.
Vi invitiamo sempre a condividere le nostre dirette, ringraziamo le molte persone che lo stanno facendo. Ieri sera si è conclusa la prima giornata di questa terza edizione che ha avuto molti riscontri da tutta Italia, quindi ringraziamo tutti coloro che a vario titolo vogliono interagire con noi e con i nostri relatori, ai quali potete porre delle domande sia nelle dirette sia anche tramite un numero WhatsApp dedicato che più tardi vi manderemo anche in sovraimpressione. Quindi salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo e anche quelle che ci hanno raggiunto qui al Barco Teatro di Padova, in particolare le classi dei ragazzi, perché al mattino gli incontri di Cambio Gioco sono dedicati appunto agli studenti e alle studentesse, e quindi in particolare questa mattina la terza A dell'Istituto Mameli di Padova, la classe quarta A dell'Istituto Tecnico Turistico Valle e poi la classe terza dell'Istituto Giacomo Schirollo, che sono qui presenti e che invito anche a farsi sentire con un applauso, visto che sono stati i protagonisti della mattinata. E poi salutiamo alcune classi che sono invece collegate dalle loro aule, quindi ringraziamo gli insegnanti che oltre a portare gli studenti qui in presenza realizzano anche i videocollegamenti, in particolare per prima la terza dell'Istituto ITIS di Este, che avete visto anche nel video prima di andare in onda, con cui abbiamo realizzato uno dei laboratori delle settimane precedenti. E poi dall'Istituto Superiore Giorgi Fermi di Treviso, le classi prima DIN e terza DINT, e poi la quarta GTR, dell'Istituto De Amicis di Busto Arsizio, la classe seconda C, e infine la prima A del Centro di Formazione Professionale Victory di Padova. Quindi grazie anche a tutti loro e agli istituti che sostengono questa iniziativa. Gli incontri del mattino sono dedicati ai ragazzi, come ho detto, e più tardi faremo anche una sintesi di quello che è successo prima della diretta, molto interessante. Ma prima abbiamo qui con noi per un saluto istituzionale la dottoressa Stefania Gallo, che era referente del centro LOL dell'ULSEI Euganea, alla quale diamo la parola e il benvenuto. Grazie dottoressa. Buongiorno, benvenuti. Ben ritrovati anche, visto che questa è una seconda giornata. E porto i saluti dei nostri direttori, quindi della dottoressa Zavan, del dottor Sava, della dottoressa Camporese, del Dipartimento delle Dipendenze, i saluti dei colleghi qui presenti in sala e dei colleghi che sono rimasti in servizio e che noi ringraziamo perché ci permettono di essere qui con voi oggi e di tenere questa attività. E il tema quest'anno è Connettiamoci, è un tema importante che riprende gli ambiti del digitale, ma per noi come Dipartimento per le Dipendenze vorremmo anche fosse un modo per connetterci anche con la popolazione, perché a volte il nostro servizio è sempre molto connotato, per cui anche rivolgersi, chiedere aiuto non sempre è facile, quindi anche questo è una vetrina in qualche modo per mostrarci e anche per mostrare le attività che facciamo. Abbiamo visto i laboratori fatti nelle classi dove si cerca di sviluppare la consapevolezza partendo da delle attività concrete, e così è il laboratorio digitale LOL, che è uno spazio dove trascorriamo una giornata assieme facendo dei giochi, delle attività e dove affrontiamo il tema della gamification, della normalizzazione del gioco d'azzardo con le classi quarte, mentre con le classi seconde o le prime superiori affrontiamo il tema dei social. Quindi partendo da dei giochi, da delle attività, puntiamo l'attenzione e poi lasciamo spazio ai ragazzi che sono sempre molto ricchi con le loro riflessioni. Vi auguro un buon proseguimento e vi ringrazio della vostra presenza. Grazie dottoressa Gallo, e lasciamo la parola ora alla dottoressa Eleonora Sale, direttrice IAFC dei distretti Padova Bacchiglione, Terme Colli e Piovese dell'ULSEI Euganea. Grazie dottoressa. Buongiorno a tutte e a tutti, io vi porto i saluti del direttore generale della nostra azienda e di tutta la direzione strategica, e desidero esprimere la mia gratitudine e l'ammirazione nei confronti di questo evento che è giunto alla terza edizione, che rappresenta un modello esemplare di integrazione di saperi e di cultura, dall'arte al teatro, alla scienza, alla letteratura, che
rappresenta veramente una possibilità di integrare livelli di sapere che possono raggiungere tutti i componenti della società, di tutte le formazioni e di tutte le età, perché il sapere e la cultura rappresentano proprio un antidoto alla sofferenza e alla patologia. Il tema di quest'anno, appunto, sulla connessione è rappresentativo del fatto che una società connessa, che ha una cultura comune, è una società che può essere sana e quindi è un prerequisito per il benessere dell'istituzione e sociale. Quindi io, nel augurarvi una buona giornata e una buona continuazione di questo evento, vi saluto tutti. Arrivederci. Grazie dottoressa Sale, e quindi entriamo nel vivo di questa diretta. Una diretta che segue ad un'occasione molto speciale, come dicevo prima, perché le classi coinvolte hanno partecipato, hanno assistito prima ad uno spettacolo dal titolo Il metodo infallibile, per il quale abbiamo avuto qui al Barco Teatro Federico Benuzzi, che ringraziamo vivamente di averci raggiunto qui al Festival Cambio Gioco e che accogliamo nuovamente con un applauso, oltre a tutti quelli che gli abbiamo fatto prima. Federico Benuzzi è un fisico teorico, docente di matematica e fisica, ma è anche un giocoliere professionista da quasi 20 anni e diplomato attore professionista nel 2010. Ha fuso tutte queste anime in un percorso di divulgazione che negli ultimi 13 anni lo ha portato a esibirsi su numerosi e significativi palcoscenici del panorama nazionale e non solo, con molti spettacoli, tra cui Fisica Sognante. Ha al suo attivo collaborazioni editoriali con la rivista di Scienza e Sapere e insomma ha fatto moltissime cose, e stamattina abbiamo potuto godere della sua presenza e della sua grande capacità di coinvolgimento. Ora ne parleremo con lui, faremo un po' di sintesi di quello che è successo precedentemente. Prima di lasciargli la parola però vi ricordo da casa che potete non solo commentare la diretta attraverso le chat dei profili social o porre delle domande al nostro esperto, ma anche attraverso un numero WhatsApp che vedete ora comparire in sovraimpressione, che è 370-318-6802. Ecco, allora la prima domanda, la prima richiesta che facciamo a Federico Benuzzi è di riassumere un pochino quello che è successo stamattina fuori dalla diretta, perché le scolaresche hanno assistito a un tuo spettacolo. Sono un po' in imbarazzo, nel senso, io quando mi capita raramente di essere intervistato, chiedo sempre di non dirmi le domande perché mi reputo bravo a improvvisare. Tra l'altro, se penso alle risposte prima, finisce che mentre parlo ripenso a quello che avevo detto prima e allora mi impappino perché cosa avevo detto, era così bella che quindi preferisco improvvisare. L'avessi saputo prima era meglio questa volta. Abbiamo improvvisato noi. No, ma perché descrivere quello che faccio, voi avete assistito, forse sareste voi a doverlo dire, io faccio sempre un po' fatica, perché credo che sia veramente una via di mezzo fra la lezione e la conferenza, il teatro e la scuola, quindi cerco di mischiare insieme un po' tutte le anime che ho in me, no? L'insegnante, l'attore. Quindi alla fine ho cercato di raccontare, alla fine divulgare quello, no? Raccontare attraverso un teatro comico, un teatro di narrazione, le dinamiche tipiche del gioco d'azzardo nel tentativo di denunciare il problema. È un problema enorme e una consapevolezza che ho raggiunto studiando, riflettendo sul tema, è che la matematica possa essere uno, non l'unico ovviamente, uno degli strumenti, la cultura matematica, no? Per non cadere nelle trappole tipiche del gioco d'azzardo. Quindi ridendoci sopra insieme ho provato a raccontare quella mia convinzione, dando un po' di spunti, un po' di flash. Sottolineo e chiudo, il mio lavoro, spettacolo, conferenza, chiamatelo come vi pare, non è il tentativo di curare qualcuno, è la denuncia di un problema. Se qualcuno si rende conto, vedendo i miei lavori, che c'è un rischio, ci sta lontano. Se si rende conto che un suo parente magari cade in certe dinamiche, si apre un campanello, allora non è tentativo di curare nessuno e non ho provato a spiegare niente, non è una lezione, è un flash su un mondo e spero che sia piaciuto. Ecco. Tutto qua. Certo, grazie. Fra l'altro
questo richiamo alla connessione, che è il tema di quest'anno, l'hai fatto anche tu ora, perché la matematica è uno, non l'unico degli strumenti, e quindi un attore, un insegnante o una persona che porta uno spettacolo può attivare dei processi che poi richiedono di rivolgersi ad una rete, e qui non a caso i servizi sono ampiamente testimoniati. Allora adesso la nostra diretta continua con l'interazione tra le persone che hanno partecipato come spettatori questa mattina e il protagonista dello spettacolo, cioè Federico Benuzzi. E quindi, come d'accordo, io invito già la platea a cominciare a porre le proprie domande, su cui Federico improvviserà le risposte come gli piace fare. Esatto. Bene, anche con un po' di ironia, perché stamattina abbiamo anche riso molto, oltre che potuto riflettere. Allora, c'è il microfono a disposizione, abbiamo la prima studentessa che è qui davanti, che aspetta, magari glielo passiamo. Sì. Intanto racconto una barzelletta? Benissimo, no. Bene. no, scherzavo. Adesso vediamo cosa sta arrivando il microfono. La cosa bella è che potete interrogare un professore, che è sempre divertente, secondo me, mettersi dall'altra parte, no? Mettiamolo in difficoltà. Come mai gli italiani giocano al lambo? Nell'otto? Ah, giusto. Durante la conferenza spettacolo ho raccontato dinamiche di diversi giochi, da Gratta e Vinci a Superenalotto a Win for Life. E abbiamo parlato di lotto a un certo punto, e ho sottolineato come in Italia, nonostante nel lotto, un gioco in cui si può scegliere se giocare 1, 2, 3, 4, 5 numeri e si vince se indovini tutti i giocati, nonostante sia più facile giocare un numero e indovinare quello, si gioca più spesso 2 numeri. Per quale motivo? Allora, ve la sono cercata in realtà, perché ho lanciato la palla e esordire con questa risposta non è facile. Premessa. Roulette, sai come funziona? La roulette è questo rullo, no, con i numeri sopra, e questi numeri sono 37, perché c'è anche lo 0, da 1 a 36, divisi in pari dispari, rossi e neri, eccetera. Tu puoi scegliere se giocare qualcosa, di anche giochi il numero singolo, scegli un numero? 5, gioca il 5. Se vinci, ti danno 36 volte quello che hai puntato. 36 volte. Ma i numeri sono 37. Quindi vinci 1 su 37 e pago 36. Se gioco una volta sola non so quanto vinco. Ma per il famoso teorema di grandi numeri di cui parlavamo prima, se giocassi infinite volte, 36 su 37 perdi. 1 su 37 vinci. Quando vinci ti pagano però 36, non 37. Quindi non ti ripaghi tutto. Se moltiplichi le due cose insieme ottieni una frazione, semplifico molto, che è 36 su 37, che è chiamata rendimento. Nella roulette qualsiasi puntata voi facciate ha questo rendimento, 36 su 37. Cosa vuol dire rendimento? Niente più che se gioco una volta non so come va. Se gioco tutta la vita al gioco, mi aspetto di mettere in tasca 36 su 37, quindi perdi. Poco, ma perdi. La roulette è sempre così, il nero. Nero sono 18 su 37, pagano 2. Se moltiplicate 18 su 37 per 2 fa 36 su 37, quindi la roulette ha sempre quel rendimento. Il rendimento cos'è a conti fatti? Ti dice quanto metti in tasca giocando tanto. Ragazzi, mettere in tasca 36 su 37 vuol dire il 97%, cioè se giochi tanto con la roulette perdi il 3% di quello che giochi, mediamente. Perdi sempre? No, a volte vinci, a volte perdi, c'è chi vince, chi perde, ma mediamente si perde. Chiusa la parte noiosa, giuro. Lambo hanno fatto in modo di rendere il rendimento un po', ma di poco, un po' più vantaggioso della giocata singola. Quindi indovinare un numero singolo è più facile. Ma se giochi 2 numeri e indovini, vinci mediamente un po' di più. Quindi rendo più vantaggioso una cosa più improbabile. Le do il nome accattivante, ambo. No? Giocata singola, ambo. 3 numeri, 4 numeri, 5 numeri. Ah no, io gioco l'ambo, sono figo. E poi hanno fatto pubblicità. E quindi è un lavoro di marketing. Hanno spinto attraverso il marketing, rendendo appetibile in qualche modo, no, la giocata, così che ti spingono a giocare una cosa che in realtà è più difficile che esca. E quindi, in fin dei conti, è più difficile che vinci. E la gente spinge in quella direzione. E la tradizione oggi fa sì che la gente giochi più spesso lambo, lambetto, no, poi questi giochini, invece che il numero singolo. È molto interessante perché i ragazzi sono molto sensibili al fatto che
la logica matematica non è sufficiente. Cioè, cos'altro c'è dietro? Quali sono i bias cognitivi che ci vengono attivati e da chi per giocare lo stesso anche se una cosa è illogica? Ah no, certo, purtroppo, però non potevi aspettarti altro. Il gioco d'azzardo fa leva su una miriade di fattori. Si parte dalla matematica ovviamente, poi c'è la psicologia, c'è rendere le cose accattivanti, c'è i numeri ritardatari. Quante volte avete sentito pubblicizzare il fatto che i numeri molto spesso... E ieri l'altro, notizie di ieri l'altro, sono arrabbiatissimo con i quotidiani nazionali per come l'hanno rilanciata, qualcuno utilizzando intelligenza, avete sentito? Utilizzando intelligenza artificiale, sembra dei ragazzi di Università di Lecce, credo, abbiano vinto giocando all'otto 40.000 euro, no? Hanno puntato sui numeri che escono più spesso. Purtroppo nell'articolo si lascia sottinteso che ci sono numeri che escono più spesso perché la cabala spinge in quella direzione, no? Quindi si fa leva su questa cosa. In realtà non è vero, delle due l'una. O il gioco su cui hanno scommesso ha un baco, l'hanno scoperto e l'hanno sfruttato, ma se così fosse, ragazzi, quando troverete un modo per vincere il gioco d'azzardo, perché il gioco d'azzardo nasce dall'uomo, quindi potrebbe essere fallibile. Nella storia, se volete poi vi racconto delle storie in cui se trovate il baco, fate come Gollum. Tesara! Cioè l'anello te lo tieni e scappi, perché se racconti in giro che hai trovato un modo per vincere, l'attimo dopo, io che non sono un fagiano, io gioco d'azzardo, cambio le regole, la tua tecnica per vincere, quindi delle due l'una, o c'è un baco, l'hanno trovato, ma a raccontarli in giro sono dei pazzi, tientelo nascosto e vinci finché puoi, oppure hanno avuto una botta di fortuna. Sapendo il lotto come funziona, è un rullo con delle palline, vengono sparate fuori con un getto d'aria acceso casualmente mentre loro girano, hanno avuto fortuna. Però i giornali notano questa notizia, la raccontano e fanno leva sui bias cognitivi, no? Quindi i numeri ritardatari, le sestine di un certo tipo, i numeri che escono più spesso e quindi sì. Sulla superstizione. Sulla superstizione. Che è una delle cose che poi l'italiano quadratico medio, prima ci abbiamo scherzato, non ripeto le battute perché in diretta non posso farle, però, perché sono delicate, però sì, siamo superstiziosi, c'è niente da fare. È una tradizione, ci portiamo dietro. Posso dirlo, tu ci hai proprio mostrato che nonostante un livello di scolarizzazione rispetto alla matematica abbastanza alto, in Italia comunque siamo non allineati con i paesi che hanno un alto livello di conoscenza matematica, che tendenzialmente giocherebbero meno. Noi ci distinguiamo perché c'è questo aspetto un po' peculiare della superstizione. C'è sempre gli ultimi, una volta possono essere i primi. Esatto. Che non è vero, non è vero. Nell'asse sbagliato del diagramma. Intanto stanno già cominciando ad arrivare anche dei commenti e delle domande anche da casa, ma prima lascio la parola a una tua collega, perché qui c'è un'altra docente di matematica e quindi lasciamo fare una domanda anche a lei. Eccoci qua, adesso il collega interroga il collega. No, io sono stata molto impressionata da questi 20 miliardi annui che sono l'introito dello Stato, che così penso chiamerei tassa sull'ignoranza poi a questo punto, no? Ma adesso stavo pensando anche a dove ci troviamo, a questo volantino che ho trovato all'entrata, appunto, che pubblicizza l'ambulatorio per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo, a questa bellissima manifestazione. Immagino che l'ambulatorio, questa manifestazione, tutto abbia un costo, no? Cioè debba essere pagato e i soldi vengono dalla regione, dallo Stato. Allora mi domandavo, ma di questi 20 miliardi annui che sono l'introito dello Stato, quanti poi vengono utilizzati in un gioco a sua volta, che è un gatto che si morde la coda questo, però quanti vengono poi utilizzati per la prevenzione e che senso ha? In un certo senso mi chiedo anche. Non so se sono la persona giusta a cui chiederlo. Premessa, poi se dimentico la domanda con la premessa mi dai una mano e dai, siamo colleghi, abbiamo detto, dai una mano e mi dai una spinta. Premessa, quando preparo una conferenza spettacolo io solitamente scelgo un tema e poi passo mediamente un anno e mezzo ad approfondire. Un anno e mezzo è poco per diventare esperti di un tema, alle spalle però ho la laurea, 20 anni di divulgazione, l'insegnamento, altre conferenze spettacolo, quello che leggo e scelgo tematiche che hanno a che fare con il mio lavoro, quindi non parlo di cose che proprio sono, quindi è poco, ma però c'è anche tanto altro dietro. E studio un po' di tutto,
studio anche, per esempio, per il gioco d'azzardo, la psicologia, la pedagogia, la malattia, il gioco, no, eccetera. Ho letto Dostoevsky, ho letto altri romanzi, quindi provo a averlo a 360 gradi. Poi scrivo il copione. La risposta che posso dare, quindi, è rispetto a quello che ho studiato in passato, ma mi aggiorno continuamente, lo faccio, ma non mi aggiorno su tutti questi aspetti. Quindi questa risposta è peculiare perché la tassazione negli anni cambia, il fatturato gioco d'azzardo negli anni cambia, e cambia anche quanta gente si ammala e quanto spendiamo per curare. Quindi la risposta che do è una risposta di qualche anno fa, per questo il prologo. Se qualcuno dell'ASL vuole intervenire, piano, per aggiustare il tiro eventualmente può farlo. Il problema è che a livello europeo, in realtà, non italiano, stiamo arrivando ad avere che spendiamo più soldi, non solo concretamente per curare, per interventi, ma anche come danno. Perché il ludopatico diventa una persona che ha il pensiero fisso, no? L'assorbimento, che è una cosa tipica delle dipendenze, no? Quindi il tuo pensiero che va sempre lì. Quindi non è soltanto il danno economico del tentativo di riparare, ma anche il danno economico di una persona che diventa improduttiva, senza pensare a chi arriva purtroppo a suicidarsi. Cioè, c'è di tutto, no? C'è di tutto. E si stimava che si arriva ad avere più o meno quella spesa lì, cioè per rincorrere il problema di quella spesa lì. Però, come dicevamo, dall'altra parte non puoi togliere il gioco d'azzardo dall'oggi al domani. Perché? Filiera di gente che onestamente fa il mestiere, perché produrre musiche per il gioco d'azzardo non è criminale. Se io tolgo il gioco d'azzardo, tutti quelli che producono musiche, ho preso veramente un dettaglio, no? Però lo fanno. Chi li trasporta, chi li porta in giro. E poi i malati. Come dicevamo, i dipendenti del gioco d'azzardo patologico, se tolgo il gioco d'azzardo. Il problema è che la lobby del gioco d'azzardo, che è, ricordiamo, come fatturato nell'insieme la sesta azienda italiana, la sesta nell'insieme, tutto l'indotto, ok? Come fatturato. Dati sempre di un paio d'anni fa, però non sbaglio di tanto. Lavora H24 per portare avanti, no, il suo messaggio, il suo lavoro. Difendono gli interessi di certa gente e va bene. Se noi condividiamo, ora ce lo chiediamo, condividiamo il messaggio che ho passato prima, di denuncia, se noi condividiamo che la cosa va combattuta, loro lavorano H24 e noi dobbiamo lavorare H24. Cioè non possiamo scandalizzarci, non ce l'ho con nessuno ovviamente, però scandalizzarci del problema adesso qui, poi uscire e andare nel bar con le macchinette senza pensarci. Dobbiamo agire H24 in questa direzione. Momenti in cui l'azione, perché siamo la maggioranza, il problema è che ci distraiamo, ed è normale, lo faccio anch'io, è normale. Però nel momento in cui siamo coerenti e spingiamo, allora vedrai che nascerà anche una politica. Sono convinto che la politica rappresenti quello che noi siamo. E sono convinto che le soluzioni siano, in primis, soluzioni politiche. Ma se dal basso non spingiamo, la politica rappresenterà chi vede, la lobby che vedono. Questo è importante. Scusate se devio, poi sarò più breve dopo, giuro, dicevo dottor Divago, no? Mi perdo. Cambiamenti climatici. I miei studenti, per fare un esempio, no? Lavorano, fanno le manifestazioni, no? Fridays for Future, no? Per dire combattiamo, bravi, bravissimi. Poi però finita la manifestazione vanno a mangiare nei fast food. No, cucciolino, no, è un po' di coerenza, no? Se vuoi combattere certe dinamiche, certe aziende non puoi, no? Devi essere coerente nel farlo, non puoi protestare 2 ore e poi l'attimo dopo andare a fare shopping compulsivo. Non funziona, ci vuole coerenza. Gioco d'azzardo uguale. Abbiamo un'altra domanda dalla prima fila, quindi sta arrivando il microfono. Com'è? No, se no faccio senza. Sì, no, così ti sentiamo anche da casa, sai? Allora, il tuo nome? Aurora. Mi permetto intanto, dopo la domanda, se qualcuno che vuole fare domanda alza la mano, così lei non corre e riesce a portare il microfono al secondo. Ecco, ne abbiamo uno di qua dopo. Scusami, ciao. Pronti? Aurora. Io volevo chiedere come è iniziata la sua passione per invogliare le persone a non giocare al gioco d'azzardo. Mi pagano. Ah sì, era una battuta. No, è vero, so che la risata sarebbe venuta, era tutto. Dottor Divago, molte delle domande che mi fate me le hanno già poste, non identiche, però no in quelle dinamiche lì. Allora io so degli anni, tanti anni che porto in giro questo lavoro, so cosa devo rispondere, quindi 9 volte su 10 so già dove andare a parare. Questa risposta in realtà l'ho già data, quindi la battuta era voluta, sapevo che avreste riso, però è vero. Allora, io già facevo il giocoliere, è un'altra domanda, già insegnavo, è un'altra domanda, già avevo costruito i primi spettacoli divulgativi, è un'altra domanda, perché ho mischiato insieme fisica e giocoleria, no? In fisica sognante. Sono in questo momento della mia vita specifico, in cui c'è già quella roba lì,
Mi contattano dall'ASL, guarda caso l'ASL continuano a tormentarmi per fortuna, di Monza, dicendo Benuzzi, bravo, il lavoro sul fisica e giocoleria funziona, le va di lavorare sullo stesso stesso modo, ma sul gioco d'azzardo? Sì! Mio padre mi ha insegnato a dire di sì. Ti fa una domanda, tu dici sì, poi hai un problema da risolvere. Sì, poi mi sono accorto che il problema era grosso, li ho richiamati, ho detto, aspettate, scusate, mi date 8 mesi. All'epoca mi presi 8 mesi per lavorare, allora andava bene perché era per l'anno dopo scolastico, e in 8 mesi ho preparato il primo spettacolo, vi dicevo oggi ci vuole 1 anno e mezzo a prepararli, all'epoca fu un po' più veloce, era il primo che facevo su commissione, diciamo, quindi l'ho fatto perché mi hanno pagato. Qual è il problema? Al terzo giorno che studio il problema, che io non conoscevo, insegnavo probabilità a scuola, sono un fisico, no? Ho il teatro alle spalle, ma io non sapevo cosa fosse il problema. Leggo alcuni dati sconvolgenti, che ho condiviso con voi prima durante la matematica, l'influenza che ha, il fatturato, la gente che si ammala, i suicidi, leggi quella roba lì, e allora ho capito una cosa che a me mica era chiara inizialmente. Il divulgatore ha un superpotere. Non stiamo ancora una volta a scomodare Spider-Man, no, eccetera. No? Qual è il superpotere? Io vedo tutte le settimane dal vivo, divulgatori online hanno numeri più grandi, però io credo che online hai una incisività diversa, cioè parlare tra di noi, ora ci faremo 2 chiacchiere dopo, è diverso dal video di 3 minuti. No? Io vedo con una buona incisività decine, centinaia, a volte migliaia di persone. Io settimana prossima faccio 6 repliche, quella dopo ne faccio 8 in una settimana. 8 repliche, spesso sono 300 persone a replica, oggi siamo un po' più, però c'è gente a casa, 8 per 300, no? Vedi 2500, 3000 persone a settimana. Ho la possibilità di passare dei messaggi, capite? Il superpotere è che posso passare dei messaggi. Quindi io il primo spettacolo, il gioco d'azzardo, l'ho fatto perché mi hanno pagato per farlo. Poi ho capito però che c'è la possibilità di passare dei messaggi. E quindi dall'attimo dopo, ho scelto che tutti i miei lavori avrebbero avuto un messaggio etico, politico. Politico non è una parolaccia ancora una volta, no? La politica, gestione della polis, educazione civica. E quindi dal giorno dopo ho costruito conferenze e spettacolo su cambiamenti climatici, raccolta differenziata, l'ultima uscita è sicurezza sul lavoro, cioè scelgo tematiche per me importanti e approfondisco quelle. Chiudo. Io potrei fare una conferenza e spettacolo sui supereroi. Nel mio ultimo libro parlo di Spider-Man, Superman. La conferenza, secondo me, vi divertireste come dei matti a parlare, no, di Interstellar o queste cose qua. Ma dov'è il messaggio politico? Cioè sarebbe uno spettacolo molto pop, sono convinto che diventerei famoso utilizzando quelle corde. Se divento famoso non ci sputo sopra. Ma non è l'obiettivo. L'obiettivo è passare dei messaggi a voi, spettacoli di questo tipo. Se riesco a diventare famoso passando messaggi di quel tipo, ho vinto al Superenalotto, tra virgolette. In alternativa farò lo stesso, continuerò a fare i miei spettacolini in giro per l'Italia. Ciao. Ma qual è la parte dei giochi d'azzardo che in Italia non è stata legalizzata, ma in altri paesi sì? Peso. Qual è i giochi d'azzardo che in Italia non sono stati legalizzati, ma in altri paesi sì? Oh, che bello. Sai che non lo so? Non lo so, nel senso, conosco alcuni giochi che esistono in altri paesi e qua no, ma non esistono per un motivo culturale, quindi non è questione di legalizzazione. Dei giochi che in altri paesi, vabbè, tolti quelli combattimenti fra cani, che direi che sono palesemente illegali in Italia per un motivo chiaro, no? E sono scommesse su combattimenti fra cani e le fanno, o combattimenti fra uomini, evitiamo queste cose qua, no? Non lo so. Ecco, questa è una classica domanda, vi dicevo prima, raccontavo, a casa non lo sapete, che ho un piccolo blog che gestisco sul mio sito, e tendenzialmente gli articoli, una volta al mese pubblico articoli, e scusate se ripeto, ma perché a casa non c'è pubblicità, cioè non monetizzo niente. Se vi iscrivete al blog vi arriva semplicemente l'articoletto senza banner pubblicitari, senza niente. Gli articoli spesso sono domande di questo tipo, cioè domande a cui non ho mai risposto prima, quindi torno a casa, studio, quindi è possibile, se trovo una risposta intelligente da dare, fra un paio di mesi, perché qualcosa ho già preparato che deve già uscire, esca l'articolo dedicato a quali sono i giochi d'azzardo che in altri paesi non e in Italia sì, o viceversa. Interessante, ci devo ragionare. Spero apprezziate che un insegnante risponda non lo so, però in classe capita a volte, no? A me capita a volte che gli studenti fanno domande, spesso sulla fisica superiore, che ti spiazzano, torni a casa come un disperato a ripassare, studiare, approfondire, e il giorno dopo torni con loro, perché non siamo onniscienti, no? No, non lo so, ci devo ragionare. Peso. Bello. Grazie a... il tuo nome?
Anna, grazie ad Anna. Anna, sai che il tuo nome è palindromo? No, è Anna. Nel senso, vabbè. Voi ridete, ma mi è capitato, chiamo un bimbo sul palco per uno spettacolo, ciao, come ti chiami piccola? Anna. Hai il nome che è palindromo? No, è Anna. I bambini sono il sale della vita, quando l'acqua bolle, Non c'entra molto con il tema, ma è più curiosità. Come coincide nella tua vita la professionalità di insegnante e di attore? Come le metti insieme? Non ho vita sociale. Non era una battuta. No, scherzo. In realtà è una domanda ambigua, nel senso che ha due sfumature possibili. Una riguarda il tempo, una riguarda il mood. Tempo. Io sono part-time e la mia settimana più o meno è così. Il lunedì mattina sono a scuola, esco da scuola, parto e vado magari a Varese per uno spettacolo, quindi la sera sono a Varese da solo, come un cane in albergo, a correggere il compito in classe, perché così, e poi finisce, torni a casa, fai spettacolo il giorno dopo, torni a casa, stai un po' con tua figlia, la sera lavori per la scuola, mercoledì a scuola, resto a scuola un paio d'ore perché pomeriggio teatro per non farmi mancare niente con i miei studenti, poi arrivo a casa la sera, sto con mia figlia, preparo i compiti quando lei va a letto, giovedì vado a scuola, poi parto, vado a Campobasso, sì, il Molise esiste, per andare a Campobasso pigli il treno, mentre sei in treno ripassi, studi, leggi, approfondisci, guardi un pezzo di serie, anche perché c'è anche quello, arrivi là, stai là venerdì e sabato, 2 giorni rimani a Campobasso, quindi spettacolo la mattina, la sera, il pomeriggio studi, rifletti, approfondisci, torni a casa, domenica collassi, lunedì ricominci, vivo così 9 mesi l'anno. Il dire non ho vita sociale è vero, io vedo gli amici una volta o 2 al mese, forse, e quando li vedo spesso è ragazzi scusate sono già le 10 di sera, devo andare a dormire che domani mi alzo alle 6 per andare a Padova perché c'è un traffico a Padova la mattina che non arrivi mai a teatro. Quindi questo è il mood, quindi come conciliare le due cose, l'insegnamento e la divulgazione è rinunciando ad altro. Non mi sto lamentando, sto dicendo che devo rinunciare a qualcosa. Mi costa? Sì, però fra questa vita mi rende felice, appagato, rinuncio. Il messaggio per i ragazzi è: vi auguro da grandi di trovare una passione, che sia un lavoro, che sia uno sport, che sia, e di avere possibilità di farlo. Ragà, a qualcosa dovrete rinunciare. Che possiamo avere tutto è vero, che possiamo avere tutto contemporaneamente, no, questa cosa non è vera. L'altro mood invece è come concilio il mood invece, no, insegnante teatro, in realtà molto bene. Da un lato a livello di contenuti, ciò che studio per divulgare o per rispondere alle domande sui social. La gente mi fa: perché stai sul social? Perché fanno tante di quelle domande interessanti che mi costringono a studiare. Cioè per rispondere con i video, con i post, alle domande che mi fanno nei commenti, devo a volte o telefono ai colleghi, ci confrontiamo, colleghi divulgatori, quindi bellissimo, no? Quello che studio come divulgatore lo riporto in classe, quello che approfondisco, figuratevi gioco d'azzardo, oggi quanto faccio a scuola. Quello che capita a scuola, lo fa, ragazzi, molto di quello che avete riso oggi, delle battute, delle cose, è quello che i vostri compagni mi chiedono in classe, io rispondo, mi accorgo che funziona, lo porto in spettacolo, quindi sono molto collegati. E poi c'è il modo teatrale, cioè l'utilizzo delle tecniche teatrali a scuola ha cambiato il mio insegnamento da così a così. Io per esempio perdevo la voce ogni 3-4 volte all'anno, perdevo, afono, entravo in classe, zero. Oggi perdo la voce se mi viene un forte raffreddore e per sbaglio in quel periodo urlo con mia figlia, magari non può capitare, cioè ti scappa allora scusate, può capitare che se no non perdo più. Altra cosa, avrete notato che parlo in fretta, ma una volta mangiavo le parole, cioè come in Frankenstein Junior, no? No, adesso almeno parlo in fretta ma dico tutte quante le parole, no? Quindi il teatro ha cambiato molto il mio modo di lavorare, gesticolare. Tecnico, sto per alzarmi in piedi, so che mi odi per questa cosa. Capita alcuni divulgatori molto bravi, scusate il filo è corto, molto bravi, che quando parlano fanno questa cosa qua mentre parlano, no? Cioè si muovono continuamente. Tecnicamente a teatro si dice pestare l'uva. Perché? Perché non sanno dove stare. Mentre invece il teatro ti insegna anche a... Quindi vi dico l'ultima cosa come insegnante. Avevo un insegnante alle medie che quando parlava utilizzava sempre lo stesso tono di voce, che dopo 5 minuti che parla comincia a sanguinare le che suicidate piuttosto che ascoltare, che non è vero, che non è, aveva una cultura, lei, io pagherei per avere metà di quella cultura, non ce l'ho, ma però non ce la poteva fare. Cioè, e quando parli invece, cambiare il tono, gestire le pause, sussurrare.
alzare la voce senza bisogno di urlare ma appoggiando sul diaframma, sono cose che puoi fare, che il teatro insegna a fare. Poi è vero che uno impara facendo, ma perché non posso studiare quello che altri hanno studiato? Quindi è cambiato il mio insegnamento da così a così. Quindi funziona molto, si intreccia molto bene. Buongiorno. Uno studente o un ripetente? Uno studente, sì, una volta. No, volevo fare una considerazione. A parte una bellissima scoperta che ho fatto oggi, ieri leggevo su una testata che a Malta il 12 o 13% del PIL interno lordo di Malta è basato sul gioco d'azzardo, su queste piattaforme online, su queste aziende. Evidentemente lì hanno una tassazione misera, cioè forse sotto più zero. permissivi anche. E parlava appunto anche di un giro d'affari di 40 miliardi di dollari l'anno. E tra l'altro ho scoperto che anche una squadra blasonata di calcio italiana viene sponsorizzata da questa. Ma dico, adesso passo alla considerazione. Tu hai detto la psicologia c'è proprio una psicologia dei soldi, perché se vediamo il gioco d'azzardo e prendiamo il numero come matematica, il profitto sono numeri, per cui la psicologia, c'è proprio, immagino, una psicologia dei soldi, e quanto questo sia pervasivo nella vita proprio quotidiana di ognuno di noi, dalle grandi aziende che commettono su debiti, su risorse minerarie, cioè quanto il sistema gioco d'azzardo in sé, questo secondo me è dopato, cioè è un sistema dopato, per cui pompare e raggiungere il massimo col minimo sforzo, rischiando, ormai è entrato nella vita non dico di tutti, ma quasi tutti. Ok, una palla alzata aprirebbe a 1000 riflessioni diverse. Prendo un filone, se sbaglio mi corregga il tiro e mi dica no, volevo parlare di altro. Intanto lo spunto di Malta approfondirò, è interessante questa cosa, non fatico a crederci, ma è interessante. Sulle squadre di calcio, velo pietoso, l'azione nostra dovrebbe essere, dicevo prima, smettere di fare abbonamento con la squadra finché non cambia sponsor, chiusa parentesi. Arriviamo al discorso, io credo che sia importante sottolineare una cosa. Il gioco d'azzardo ha una dinamica ben specifica. Primo, ci sono i soldi. Se non ci sono i soldi, non è gioco d'azzardo, per niente. E i soldi rendono drammaticamente seria una dinamica che è il gioco, no? Che dovrebbe invece avere altre. Ma c'è anche un'altra cosa. A volte mi chiedono i ragazzi, ma se gioco a tombola con i nonni, è gioco d'azzardo? Qual è il problema? Che il gioco d'azzardo cioè la tombola, scusatemi, fatta a Natale, con i nonni, con lo zio, sempre lui, che estrae i numeri dicendo 33, gli anni quando ti ho conosciuto, amore. Va bene, 77, le tue gambe, tutti bene. Quando vai al bingo, che hai davanti 50 tesserine ed estraggono i numeri con questa velocità, 7, 21, 34, 55, dov'è il problema? È l'adrenalina. Cioè non basta scommettere dei soldi, servono anche dinamiche adrenaliniche. Comprare in borsa dei titoli rischiosi non è giocare d'azzardo, è rischiare, non è giocare d'azzardo. Fare trading online invece, cioè scommettere e comprare velocemente delle azioni, no? Seguendo i titoli e comprarle in tempo reale, quello spinge sulla dopamina e ti dà il brivido. Il gioco d'azzardo è quello, cioè la gente comincia a giocare d'azzardo per i motivi più sciocchi. I miei compagni giocano d'azzardo, mamma non mi vuole bene, mio nipote non viene a trovarmi la sera, quindi riempio il tempo. Si diventa dipendenti dal gioco d'azzardo per il brivido che dà la dinamica e quello è un problema puramente psicologico. Tra l'altro state attenti, il nostro cervello, che ha avuto un bel po' di tempo per evolversi in questo modo, riconosce il gioco come qualcosa di positivo, perché noi impariamo attraverso il gioco. E le emozioni che dà quel tipo di adrenalina per noi sono positive. E il nostro cervello è programmato per ricercare le cose positive. Le emozioni, per esempio, di un bel piatto di pasta, quell'emozione che provi è una cosa evoluzionistica, che, no? È uguale. Il gioco d'azzardo spinge su quelle cose lì. E la cultura arriva dopo. Cioè quelle sono molto più profonde, la cultura è dopo a livello di corteccia cerebrale e quindi fa più fatica arrivare. Il gioco d'azzardo ti cambia a livello base le sinapsi.
Questa cosa è pericolosissima, dopo non riesci, non crediate di essere tanto forti. Il giorno in cui ti svegli ludopatico, dopo uscirne, è una sofferenza immane, perché ha cambiato dinamiche per noi che sono... E quindi vai in quella direzione lì. Non so se ho toccato i punti che lei interessavano, però è molto pericoloso. Stateci lontano. Sì, abbiamo anche un contributo dalla sala, perché la dottoressa Battocchio ha i dati sugli investimenti. Sì, mi sono informata nel frattempo. Ah, non li sa a memoria, ok. Grazie. Vista la richiesta la domanda di prima che chiedeva i fondi, quanto viene investito, allora appunto secondo i dati disponibili le entrate erariali derivanti appunto dal gioco d'azzardo abbiamo visto che superano abbondantemente i 10 miliardi di euro all'anno. Tuttavia i fondi specificatamente destinati alla prevenzione e alla cura del gioco d'azzardo patologico sono decisamente molto più bassi. Ecco, il fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico, quindi quello che viene definito GAP, ok? Quindi condivido quello che aveva detto stamattina, nel 2016 erano destinati circa 50 milioni di euro all'anno. Quindi questo significa che meno dello 0,5% delle entrate statali per il gioco d'azzardo viene poi reinvestito nella prevenzione e nella cura delle dipendenze. Questo. Grazie. Dal 2016 al 2024 c'è stato un problema enorme in mezzo, il Covid, che ha dato un boom ai giochi online. Io ho controllato i dati, ho fatto pochi giorni fa, un mese circa, un corso di aggiornamento per colleghi, quindi sono andato al pomeriggio a lavorare con i colleghi di una scuola per capire come in classe parlare di queste cose, si è parlato anche di dati, quindi ho riguardato un po' i dati. Il fatturato ha avuto un leggerissimo calo, poi un boom, ma dei cresciti signori, del 300% in un anno, cioè delle cose che mai nessuna azienda ha questo tipo di boom, perché l'online ha permesso di... Lei cita i soldi che vengono spesi per prevenzione, che non sono quelli che spendiamo come danno. Quindi è vero, è agghiacciante che lo Stato spenda meno di 100 volte, se ho fatto bene i conti a mente, quello che è agghiacciante, cioè guadagna 100 e spende 1 per curare, ma il danno non è 1. Cioè la spesa che noi abbiamo è gente che diventa improduttiva, gente che quindi c'è un danno stimato che è molto più grande. Non arriva a essere lo stesso ordine di grandezza, ma quasi, se contiamo il danno reale che paghiamo. Quindi quello che tirano fuori come soldi per fare questi eventi purtroppo è veramente ridicolo e servirebbe molto di più. Poi però c'è un danno che abbiamo come persone che diventano improduttive, che paghiamo, che è enorme. E gli articoli su queste cose qua fanno vedere ordini di grandezza più alti, come spesa reale. Come oltre a tutto il disagio sociale, anche le ricadute sui familiari, i parenti. Cavoli. Quando si dice un ludopatico si parla di almeno 3 persone che hanno un problema. Esattamente. Sì, è stato citato anche questa mattina questo argomento. Nel frattempo stanno arrivando moltissimi commenti dalle persone, da tutta Italia, ringraziamo. Cerco di collegarne qualcuno che magari è associabile a qualcun altro. Per esempio c'è una persona che dice: conosco gli spettacoli di Federico Benuzzi, sono molto coinvolgenti e di grande impatto, non solo intrattenimento ma anche stimolo alla riflessione. Però rattrista il fatto che, nonostante l'evidenza matematica, gli esseri umani non siano esseri razionali anche quando il loro comportamento li porta a condotte di patologia. E poi c'è uno studente dell'ISIS, Giorgio Vasari, di Incisa Valdarno, che dice: volevo fare una domanda. Siamo nel 2025, abbiamo tutti i mezzi per comprendere quanto sia svantaggioso il gioco d'azzardo, per cui cosa spinge milioni di persone a giocare comunque? Pesante. Innanzitutto la cosa bella è che quando nasci, io ho una figlia, solo una che io sappia, è una figlia di 3 anni e mezzo, ti rendi conto che è un cucciolotto che è principalmente istintivo. Noi nasciamo così, siamo bestie. Poi abbiamo una corteccia cerebrale che si è evoluta, che ci permette ma siamo animaletti. Quindi se non lavoriamo per costruire quella cultura che ci permetterà di difenderci, restiamo animaletti. Per quale motivo mi permetto durante gli spettacoli di fermarmi e ritirare un cellulare a qualcuno, svegliare qualcuno se dorme? È perché siamo animaletti. E se non ci costringiamo a sviluppare
degli anticorpi se non ci vacciniamo, se volete usare una parola, no? Con la cultura, stiamo letti. Quindi questo è il primo problema. Quindi non tutti hanno avuto la possibilità, non è spesso colpa, a volte non abbiamo la possibilità, cioè a volte non abbiamo il substrato, la famiglia, l'orizzonte culturale che ci permette domani, no, di creare quegli anticorpi. Dall'altra parte, come dicevo, la cultura di questo tipo è giovane. Le dinamiche su cui fa spingere il gioco d'azzardo arrivano da molto prima a livello evoluzionistico, sono molto profonde, quindi scardinarle è molto più difficile. Sono innate in noi, mentre la cultura non è ancora innata in noi, bisogna, chissà mai se lo sarà. E poi dopo ci sono altre dinamiche, perché c'è gente, signori, a cui piace soffrire. E allora perdere, come godo a perdere, non sto scherzando, c'è quella dinamica lì, piace perdere. Provo il brivido a scommettere, a me piace provare il brivido, non voglio vincere, gioco per provare il brivido ed è bello provare il brivido. La sfida della morte. Adesso non so quanti di voi facciano parkour o cose simili, io ho fatto trial col monociclo, una ruota giù per le scale di San Petronio, quella cosa lì. Ma perché fai quelle cose lì? Perché c'è il rischio di farti male, stai sfidando la morte. E in certi momenti, con le virgolette del caso, in certi momenti della vita è una fase che si passa, più maschietti che le femminucce a volte in questo caso, no? Però sono dinamiche che passi e il gioco d'azzardo va in quella direzione, stai sfidando il fato, il destino, la sorte, e allora è una cosa che è nell'uomo, tragica, bella, perché poi siamo così e va in qualche modo combattuta. Mi permetto di aggiungere una riflessione solo perché me la perdo, se no è già 2 volte che voglio dirla e me la dimentico, si collega soprattutto alle domande prima ma anche a questo. E io sono arrabbiato con lo Stato. Perché se lo Stato mi permettesse di giocare a poker, non sto dicendo che devi farlo, però se mi permettesse, poker è 1 contro 1, ma permette delle dinamiche, le quasi vittorie di cui parlavamo prima, chiedo a casa o di approfondire, ho fatto dei video dedicati alla cosa in cui spiego, le quasi vittorie, le lucine che si accendono, no? Quando quasi vinci, che ti fa provare il brivido, che ti spingono verso la dipendenza, è come se avessi un bar e facessi delle brioche e ci mettessi un po' di cocaina, senza dirlo. Così la gente viene a comprare le brioche da me. Ma no, lo Stato non può permettersi di fare dinamiche che dopano quella cosa lì. Vuoi fare il gioco d'azzardo? Fai la roulette, i giochi sono chiari, fai il lotto, i giochi sono chiari, ma mette dentro le quasi vittorie, le lucine che si accendono, parlo ora di videoslot, di queste cose qua, i grattavinci, non so quanti di voi fanno i grattini, e il numero ogni tanto, il 22 vincente, 21 quasi. Allora, so che è come essere incinti, cioè, o lo sei o non lo sei, compagni di banco è incinta, sono quasi incinta, no, o lo sei o non lo sei. Però è così, 21, 22 quasi, no, o lo sei o non lo sei. Ed è drammatica, e lo Stato lo permette, io lo prenderei a testate lo Stato, però non è una persona, non posso farlo. Questa cosa qua è scandalosa. Tornando al discorso di prima del fatto che non siamo animali razionali, la provocazione, ma hai già risposto all'inizio di questo intervento, sarebbe che quindi le armi della matematica per far intendere ragione a chi rischia di cascarci sarebbero un po' spuntate. Sono spuntate, è bene svilupparle il prima possibile, ecco perché a scuola bisogna lavorare su queste cose qua, parlarne in modo esplicito ma anche implicito va bene. Non bastano ovviamente, non bastano. Sarebbe come avere dei pacchetti di sigarette e scrivere che il modo sicuramente è la salute e sperare che la gente smetta di fumare. Poi sono sicuro che quel tipo di politica ha aiutato a fumare un po' meno, ma non puoi pretendere che chi fuma o spariscano chi fuma, perché ci vuole tutto un lavoro perché oggi, signori, ragazzi, vi conosco, vedi i miei studenti, fumare le sigarette fuori da scuola alle 7 di mattina con la pancia scoperta, tra l'altro, col freddo che c'è. Io sarei in bagno 3 settimane, fate così. Comunque, chiusa la parentesi sul mio intestino. Torniamo alle sigarette. Oggi fumare sapendo quello che sappiamo è un suicidio. Ci dai del tempo, però lo stiamo facendo, capito? Lo sapete che fa male? Farlo negli anni 50, sì, non lo sapevamo. Oggi, e quindi figurati, lo facciamo per le sigarette, non lo fai per il gioco d'azzardo? Sappiamo che fa male e lo fai. Ci piace credere di essere immortali, che a noi non capiterà, che non sono io, che non... invece no. Sì, però dicevo che comunque hai già risposto all'inizio, perché questo mi dà anche il gancio per dire, sì, scusami, questa è una delle parti, no, ma è interessantissimo, perché noi stiamo
facendo un mosaico di contributi, e quindi certamente anche l'aspetto logico è importantissimo, dire le cose come stanno effettivamente, e poi però mettere in rete anche, è un pezzo insieme anche a coltivare la capacità di guardarsi dentro, di toccare anche dei momenti di fatica, come abbiamo visto in particolare ieri mattina. Do voce ancora ad altre persone che ci danno molti spunti. Molte persone sono curiose sul tuo approccio comunicativo anche come insegnante, chiedono dove ti sei formato, qualcuno dice se hai esplorato anche tecniche psicologiche per preparare lo spettacolo, o se hai qualche aneddoto divertente da condividere al riguardo. Faccio un libro. Non mi ricordo più le domande, però adesso inizio a parlare. Formazione, allora io, come scuola ho fatto il tecnico, non ho fatto il liceo, e il motivo è semplice, non mi piaceva studiare. Io volevo diventare un grande skater, tra l'altro ero anche bravino. Skate, poi rollerblade, poi... e se mi avessi messo un liceo all'età, quando ho fatto le medie, oggi sarei ancora in terza a provare a passare gli esami di filosofia, cioè sarei ancora lì, capito? Quindi è bene guardarsi dentro, no? Studiare non era poi invece ho scoperto l'amore per lo studio all'università, sono diventato un secchione, ho già detto secchione cosa vuol dire, chi mi segue online sa cosa intendo, quindi non è un'offesa, ma invece no, una propensione, e ho imparato l'amore per lo studio, quindi ho fatto laurea in fisica. Poi ho deciso di fare insegnante, ho fatto la Rimellini per la fisica, quindi molto fortunato. E intanto però ho avuto la gavetta. Io ho fatto il giocoliere per mantenermi gli studi e ho cominciato con le feste di compleanno. E tenere fermi 20 maledetti di 8 anni, perché un bambino, perché io non facevo animazioni, facevo spettacoli. Cioè andavo, mettevo 20 bambini, mettevo 20 genitori, li obbligavo a star lì, se no genitore fuori dalla saletta, e mi chiamavano per quello, cioè per fare questa cosa qua. E io facevo uno spettacolo per tutti, quindi condividevamo. Ma ai bambini di 8 anni, se non gli piace, si alzano e ti tirano i sassi, capito? Cioè i bambini sono veramente... Voi vi addormentate, fa lo stesso, capito? Invece no, il bambino no, si alza e tira i sassi in faccia. Quindi tenere fermi i bambini è stata una grande palestra, ho fatto una gavetta enorme. Mi è capitato la prima supplenza, una studentessa, vostra età, prof, sì, pensavo di andare in bagno tipicamente. Lei è stato il mio regalo di compleanno. Avevo fatto 5 anni prima, mi piace vedere la foto di me con la parrucca, lascia stare. Quindi una gavetta enorme, ho fatto il giocoliere per tanti anni, ovviamente ho fatto una carriera, quindi ho cominciato con le feste di compleanno, poi i centri commerciali, poi sono arrivato a fare, quindi passate le marchette, sono arrivato ai teatri, alle piazze, e quindi sviluppi tecniche. Intanto ho fatto corsi di clownerie, fino a che non è arrivata l'Accademia di Teatro. Ho fatto un'accademia teatrale, durata, dicevo prima con voi, loro a casa non sanno, durata 2 anni, 5 ore al giorno, scusate, 6 ore al giorno, 5 giorni a settimana. Quindi 2 anni intensissimi della mia vita. Dopo quella carriera sono questa cosa qua, quindi è il mix delle varie cose. A livello psicologico no, se non il fatto che insegnare chi insegna lo sa, è un buon palestra da questo punto di vista, di psicologia. Sì, ci incuriosisce tutta questa attenzione e curiosità nei confronti della capacità di coinvolgimento, perché evidentemente molte persone, educatori, insegnanti, genitori, sono affascinati dalla competenza anche nel coinvolgimento dei ragazzi, e quindi molte domande stanno arrivando in questa direzione. C'è spazio ancora per qualche intervento dal pubblico? Forse? Altrimenti nel frattempo leggo un'altra domanda da casa. Com'è? Anche offese. Anche offese dal pubblico? No, no. Evitiamo. Allora, c'è ancora una persona che ci pone questa domanda, la sto cercando. Ah sì, se le è mai capitato di sentirsi demotivato rispetto alla sua professione, come ha affrontato eventualmente queste situazioni? Professione di insegnante, immagino qui. Di insegnante. No, e neanche come divulgatore. Ho però la fortuna di vivere nei 2 mondi. Non è tutto rosa. Non è tutto rose e fiori, non è tutto quanto divertente, non è tutto bello, è tutto pagante, non è tutto facile, non tutto sempre va bene. Però avendo 2 mondi, no, in parallelo, riesco sempre, anzi devo necessariamente, cioè adesso quando ci salutiamo
ho da preparare i compiti in classe per i ragazzi domani e correggere quello di ieri, quindi non ho tempo di pensare come è andata oggi, devo fare quella cosa lì. Quando avrò finito di correggere i compiti, non ho tempo di pensare a quanto sono andati male i compiti, perché devo fare fattura, che devo pagarmi per oggi. Quindi capisci, sono continuamente nei due mondi, quindi non riesco mai a fermarmi, sono stanco. Però non riesco mai a demotivarmi. L'unico momento della mia vita, ma chi no, è stato durante il Covid. Cioè, durante il Covid ho pianto, ma pianto letteralmente, un giorno sì e uno pure per mesi. Poi ho avuto la fortuna, perché? Perché allora, la scuola per me è il rapporto con gli studenti, non è la burocrazia, non sono i vostri genitori, perché voi ne sopportate 2, io ne sopporto 107, farei anche meno, non sono che sono insopportabili. Ragazzi, è stare in classe, mi togli la classe. Io faccio, vi dicevo, conferenze spettacolo, 2 o 3, 4, 5, settimana prossima 8, a settimana me le togli, voi capite che, e all'epoca io non avevo figli perché avevo fatto la scelta di fare quel mestiere lì, che è un mestiere pesissimo, che ti porta in giro. Ho scoperto durante il Covid che per avere un bambino bisogna essere 2 persone nella stessa posizione, nello stesso momento, altrimenti non funziona. Così. E quindi durante il Covid ho avuto modo di progettare la cucciolina, sono felicissimo di questa cosa, quindi il terzo lavoro, primo per importanza, terzo in... però prima no, prima giravo l'Italia, quindi il mio figlio era questa cosa qua. Cioè io ho lavorato dal 98 che faccio il giocoliere, fate i conti, una vita per costruire questa cosa. Beh, arriva il Covid e la trovi, no? Lì che galleggia e non sai cosa ne sarà. Poi vedi le associazioni che chiudono perché mancano i fondi, il collega che va in... Io non ho agenzie. Io se faccio spettacoli lo faccio perché qualcuno mi telefona e mi chiama, io rispondo personalmente e vado. Quindi se ho il calendario pieno è perché c'è gente che mi chiama, non ho la gente che mi fa, come per altri divulgatori, no? Il calendario di interventi. Voi mi chiamate, io parlo direttamente. Però se comincia il collega ad andare in pensione, l'altro molla il lavoro, chiude l'associazione, io vedevo il mio lavoro col Covid che avvizziva. Ecco, in quel periodo un po' di motivazione l'ho avuta, perché entrambi i miei monti erano stati messi nel congelatore, è stato un periodo molto faticoso. Per fortuna è arrivato Babbo, e qui chiudo, che mi disse, i miei genitori, dicevo prima, importantissimo, disse: Federico, piantala, la vita tornerà, fatti trovare pronto. Adesso prepari 2 spettacoli nuovi, hai il compito di fare 2 spettacoli nuovi, Cambiamenti climatici è nato durante quel lavoro lì, e Sulle bufale scientifiche è nato con la fine del Covid, 2 spettacoli nuovi nati lì che ora porto in giro, e poi dopo passavo le giornate a ripassare i testi, perché chi ha visto il lavoro prima ho fatto 1 ora e un quarto di monologo, mica ce l'hai stampato cioè devi ripassarlo, quindi devo fare le passeggiate in giro per mantenere allenato il fisico, le passeggiate di corse, di corsette, di camminate tutti i giorni, e ogni giorno ripassavo 1 ora e mezza di camminata, un testo nuovo, camminavo parlando, tesa, la società, questa cosa del mare, pensazione, quando facevo il ripasso del testo, perché il giorno che tornerà la vita normale devi essere pronto. Fu un momento molto faticoso. Abbiamo ancora una domanda dal pubblico in sala. Sì, ciao, anzitutto ti do del tu perché siamo colleghi anche se in ambiti differenti, diciamo così. Anzitutto complimenti per lo spettacolo, scusa il gioco di parole, è spettacolare, veramente lo consiglierei a chiunque. Nell'assistervi ho pensato questo, questa totale criminalizzazione in qualche modo, come giusto che sia, della ludopatia in senso patologico, però un pochino, secondo me, forse andrebbe mediata anche con un po' di approfondimento per quel che riguarda anche il piacere. Cioè, a volte mi sembra che viviamo, no, come io uso dire, viviamo da malati per morire in perfetta salute. Della serie, io vorrei mangiare belle salsicce imbottite, fritte nello strutto, con contorno di broccoli soffritti con aglio e peperoncino. Dai, c'ho fame. No, dice, no, la fettina di petto di pollo, per carità, con zucchine lesse, no, perché, sì. vabbè, però allora, l'affogo nella senape. Posso bere un po' di vino rosso, no, per carità, succo di mela, chiarissimo, acqua, eccetera, chiarissimo. no? Allora, forse potremmo anche pensare che talvolta giocare può rappresentare un momento di piacere, pur sapendo che in qualche modo possa anche perdere denaro o anche no, perché poi non è neanche detto. Domanda bellissima, che apre le porte all'altro. Io ho 2 spettacoli sul gioco d'azzardo, l'altro è l'azzardo del giocoliere. Dinamiche simili a questo, c'è qualcosa in più, qualcosa in meno a livello matematico, c'è un gioco io invento, faccio giocare il pubblico, tolgo i dati iniziali, quindi la parte... C'è anche della giocoleria. Perché c'è la giocoleria? Spoiler, se mai lo vedrete, non vi dico il finale, non vi dico, scusate, le dinamiche, però c'è l'inizio che faccio un numero pericoloso, molto pericoloso,
piglio uno di voi, lo salto col monociclo mentre arrivo e lo salto al volo, tendenzialmente sviene la ragazza. A quel punto una voce fuori campo mi ferma. Ehi, hai rischiato, è pericoloso. No, rischia, mi fanno litigare. Per tutto lo spettacolo litigo con una voce fuori campo. Per arrivare, poi le dinamiche sono quelle, no? Per arrivare alla fine, in cui il messaggio qual è? Ritorno alla giocoleria soltanto alla fine con un pezzo tecnico di giocoleria, a inizio e fine. La vita è un mucchietto di tempo. Noi possiamo usare il tempo per giocare, anzi è nel diritto delle persone giocare. Più giochi, però, vi ho dimostrato, gioco d'azzardo, più perdi. Giochi una volta e vinci, giochi una volta e perdi. Ma se lo stesso tempo, ti sto citando tirata via al finale, se lo stesso tempo lo usassimo per altro, lascia stare la giocoleria, danzare, cantare, montare video a livello professionale, videogiochi di un certo tipo, suonare uno strumento, curling, baseball, basket, calcio, pattinaggio, parkour, quella roba lì, no? Più tempo dedichi a queste cose, più migliori. Il giorno, questi giochi, il giorno in cui ottieni un risultato, prende senso tutto il tempo. Perché se ottieni un risultato è tutto il tempo passato che prende senso. E in quel momento, quando il tempo prende senso, quando la vita diventa piena, potresti scoprirti felice, ma a un livello diverso della goduria effimera del gioco d'azzardo. Quindi condivido, dobbiamo vivere per vivere bene, per essere felici, cercando un equilibrio innanzitutto, ed essendo consapevoli che per quando parliamo di gioco, ora parliamo di quello, c'è gioco e gioco. Perché dovete fare questa cosa qua che è facile? Mettetevi in gioco veramente, fate uno sport di un certo tipo, vedrai che vengono su i risultati nel piccolo, paddle, cioè scegliete voi un virtuosismo, suonare uno strumento, dedicare tempo a quello. È faticoso, ma ogni piccolo passaggio ti realizza, ti dà un in più e ti rende molto più vero, pieno, realizzato che il gioco. Quindi condivido, però si può fare in modo diverso. Prego. Grazie a lei per la domanda. Abbiamo un ultimo stimolo per Federico Bernizzi. Mezz'ora. Sì, perché ormai ci è venuta fame. Sto scherzando. Ci è venuta fame. È colpa sua, Esatto. Non lo sapevo di aver fame. Quindi, allora andiamo verso il pranzo, quindi l'ultimo stimolo è questo, perché hai citato un altro spettacolo sulle bufale, e poi abbiamo parlato di bias cognitivi. Questa mattina c'è stato uno spettacolo, un momento molto divertente all'inizio sulla correlazione forzata tra i film di Nicolas Cage e i morti in piscina. Allora, quindi come divulgatore, ma anche come matematico e come persona che si prende la responsabilità di studiare a fondo le informazioni che dà, lo stimolo è questo, cioè come possiamo incentivare un uso più responsabile dei social da parte degli utenti, soprattutto dei giovani e dei giovanissimi, per discernere meglio le informazioni scientifiche. Questa è una domanda che ci arriva lì è difficile, è uno dei problemi grossi che ha a che fare con le bufale, nel senso, ragazzi, voi oggi siete sommersi da stimoli e spesso vengono da social. Ora vi racconto una cosa, se perdo il focus mi aiuti tu a recuperarlo ovviamente, perché io divago, ma ha senso. Mi è arrivata una mail da Facebook, so che voi non lo usate, ma su TikTok fu uguale, persona non gradita alla comunità. Perché? Avevo fatto dei video, a quanto pare, in cui prendevo in giro gli ingegneri. Ora, pi che uguale a 3, per forza, no? G uguale a 10 e non 9,81, metà secondo quadrato. Bullismo nei confronti di. Cioè, le dinamiche che voi usate erano di bullismo, erano battute, non era niente di più. Un altro in cui scherzo sugli omeopati. Come fai a non scherzare sull'omeopatia anche te? E qual era la battuta? Se prendi l'ortica e te la strofini su un braccio, ti si irrita. Se prendi l'ortica e la metti nell'acqua calda, diventa un tè, la bevi e fai no. Se prendi l'ortica e la cacci in mare, solo un omeopata può aver paura a fare il bagno. Capito? Non è che, quindi questo è il discorso sulla diluizione. Era stato... istigazione a fare atti di violenza fisica. Capisci? Però vi dico l'ultima, poi capisci. Non scherzavo in questo caso, parlavo di eclissi anulare lo scorso anno quando il Sole si... Perché quando il Sole si mette davanti, la Luna, scusate, davanti al Sole crea un anello? Perché la distanza Terra-Luna, Terra-Sole è in rapporto a 1 a 400, le dimensioni Luna-Sole sono in rapporto 1 a 400, stesso rapporto, triangoli simili, bla bla bla. Quindi facevo la mia riflessione. Istigazione ad avere rapporti sessualmente espliciti. Rapporto e anulare nella stessa frase. La intelligenza artificiale non ha capito il senso.
Okay? Qual è il problema? Benuzzi per quasi un anno è rimasto bloccato su Facebook, i suoi video non si vedevano, non potevo fare nessun tipo di azione, se non, mi ha risposto Facebook, vada in tribunale. Allora, io non monetizzo niente, sono pagato per fare questo e per fortuna lavoro bene comunque. Pensate alle aziende che oggi non hanno più, io ho un sito che pago e pago molto, ma c'è gente che non ha il sito e usa solo Facebook. Pensate alle aziende che hanno questi siti, i social, e li usano per. L'intelligenza artificiale, gli algoritmi, con tutte le virgolette, fanno queste scelte per voi. Cioè quello che voi vedete la sera, le pagine propongono, sono filtrate in questo modo. Cioè voi Benuzzi non l'avete visto per un anno, non lo vedete mai, per un anno, perché l'algoritmo ha scelto che i suoi contributi erano contro le linee guida per. Quindi questa cosa è pericolosissima. Quindi già usare i social come strumento per avere informazioni è pericolosissimo, perché c'è un filtro che è l'algoritmo che noi non conosciamo, che filtra per noi. Se voi provate a chiedere all'intelligenza artificiale, quella in cinese che adesso gira, di Piazza Tiananmen, ti risponde che non può parlare di certe cose. Cioè l'intelligenza artificiale, che intelligenza non è e che usarla come motore di ricerca o utilizzarla come... è follia, perché costruisce testi probabili, non è una fonte, è fantasia, ok? Ha un algoritmo che la condiziona. Quindi questo è il primo problema grosso, essere consapevoli che tutto ciò che gira in rete c'è prima un filtro. Come facciamo allora? Dicevamo prima sviluppiamo una cultura di base forte che ci permetta di capire, se no siamo, ragazzi, senza la matematica oggi non siete cittadini, siete e questo va per la matematica, vale per il diritto, vale per la storia, vale perché che altrimenti no, le cose ricapitano per forza. Primo. Seconda cosa, crearsi un pantheon differenziato di persone a cui puoi fidarti, ed è faticoso. Quindi non, vi prego, diffidate dai divulgatori che dicono, che divulgano su tutto. Non puoi sapere tutto. Tu avrai 3-4 tematiche che ti occupi, insegni, allora forse parli anche di scuola, ma poi ti fermi lì. Cioè se io parlo di cibo, ditemi che sono un cioccolataio. Cioè non può una persona parlare di tutto. Cercate il divulgatore per il cibo, quello per la chimica, quello per la fisica, vi fidate. E il giorno in cui, io parlo di divulgatori, ma ci sono anche i quotidiani, leggeteli i giornali, sono dei bei giornali. O quantomeno delle belle firme, non il giornale insieme, le firme, ok? Imparare a distinguere alcune trasmissioni, no? E poi si crea la cultura confrontando, quindi il modo è avere fonti, possibilmente accreditate, no? Da siti accreditati, e cercare di confrontarle. La terza volta che un giornale mi racconta una sciocchezza, una tematica che racconto, allora comincio a mettere in discussione quel giornale, quel quotidiano, un po' su tutto. Perché su questa cosa, gioco d'azzardo, me ne sbagli uno, me ne sbagli due, me ne sbagli tre, allora forse il tuo approfondimento scientifico, giornale, non sei credibile, quotidiano, mi è già capitato. E poi ci sono i siti accreditati. Signori, e qui chiudo, la comunità scientifica ha dei grandi anticorpi, ha dei difetti, non è perfetta, ma grandi anticorpi. Noi tra di noi non vediamo l'ora di sbufalare l'altro. Quindi se una teoria pubblicata non regge, noi godiamo come dei ricci e dà delle mazzate al ricercatore che ha sbagliato. Quindi se un articolo scientifico regge e non viene criticato, di quelli pubblicati seriamente, ora parlo di peer review ma non voglio approfondire per ammorbare il pubblico, quella roba lì funziona oggi, quindi fidiamoci di certe dinamiche, abbiamo gli anticorpi come comunità per cercare di... Penso, e chiudo, ai cambiamenti climatici. Oggi dire che non è colpa dell'uomo quello che sta succedendo, perché ho letto su un sito che, o perché alcuni ricercatori dicono, signori, o sei ignorante o sei in malafede. Mi dispiace, le cose sono quelle, non c'è molto da dire. Grazie, quindi a voi. Soprattutto senso critico e verifica delle fonti, ma non solo, anche fare cultura e creare connessioni. E questi sono gli obiettivi anche del nostro festival, Cambio Gioco. E lo fate bene. Grazie, e tu hai dato certamente un contributo che abbiamo apprezzato tantissimo, che porta linfa al nostro obiettivo. Ti ringraziamo tantissimo per la tua presenza qui, ringraziamo ancora una volta gli insegnanti, le scuole che hanno portato qui i ragazzi, ringraziamo tutti i ragazzi, concludiamo con un applauso che è per voi e quindi... Grazie anche per le belle domande, per gli stimoli che avete portato, grazie a voi e a tutte le persone che ci seguono da casa, che invitiamo a rimanere
in connessione con il nostro festival. Vi aspettiamo alle 17:30 per il prossimo appuntamento di questa giornata, che sarà condotto da Daniela Capitanucci, e poi ci sarà l'incontro della sera alle 20:30 con Antonella Viola. Quindi continuate a seguirci tramite le dirette, ma anche consultando il sito www.cambiogiocoul6.it. UL6 Euganea di Padova vi ringrazia e vi dà appuntamento ai prossimi incontri di Cambio Gioco.